Fra tutti i parenti le più sentite condoglianze. Il commendator Paolo Gai è stato, è e sarà un esempio di vita per ciò che ha fatto costruendo con il suo lavoro, ma ciò che ha fatto anche costruendo con la sua persona, e la testimonianza di tutti questi alpini che dopo meglio di me lo ricorderanno, parlano della grandezza di un uomo che, pur non avendo fatto mai amministrazione, ha saputo creare grandi cose. La testimonianza della sua memoria avrà fra tutti i parenti le più sentite condoglianze. Il commendator Paolo Gai è stato, è e sarà un esempio di vita per ciò che ha fatto costruendo con il suo lavoro, ma ciò che ha fatto anche costruendo con la sua persona, e la testimonianza di tutti questi alpini che dopo meglio di me lo ricorderanno, parlano della grandezza di un uomo che, pur non avendo fatto mai amministrazione, ha saputo creare grandi cose. La testimonianza della sua memoria c'è anche l'abaro dell'Associazione Filarmonica di Pieve di Soligo. Da parte della nostra associazione, di tutti gli alpini, del presidente, del capogruppo di Pieve di Soligo, le sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti. L'Afra mi invita a essere stringato, però almeno una frase la devo dire. Quando è stato eletto il commendator Paolo Gai correva l'anno 1996. È stato presidente della nostra sezione fino al 2002 e con straordinaria coerenza ha vissuto i 6 anni del suo mandato, facendo di quello che aveva detto il giorno dell'assemblea in cui è stato proclamato il suo specchio e il suo filo conduttore. Sono per fare, creare, stare insieme. Alcuni di noi sono stati suoi vicini collaboratori nel periodo del mandato di presidenza della sezione e hanno avuto una pallida idea di quello che Paolo faceva dietro le quinte, che non era solo il gestire le relazioni, ma erano anche tante piccole opere di solidarietà e di prossimità, tante parole, tanti momenti di condivisione con persone che non appartenevano magari al nostro mondo, ma che insieme facevano il mondo. Lo stare insieme. Credo che moltissimi di noi abbiano potuto godere dell'ospitalità di Casa Gai, o per un verso o per l'altro su quelle tavole, su quelle porte, ci siamo passati, ci siamo seduti e abbiamo vissuto l'allegria e così i momenti anche di sana goliardia che fanno parte della gratificazione della giornata di un uomo che ha lavorato. Prima il dovere, ed era sicuramente uno dei riferimenti di Paolo, e poi il piacere, e anche il piacere faceva parte della sua vita e delle sue relazioni. Ci ha lasciato una sezione più forte nel 2002, più coesa. È stato il primo presidente che veniva nominato tra i capogruppo. Un fatto importante, un elemento di svolta anche all'interno della nostra associazione. Una persona che ricordiamo per l'orgoglio, lo ricorderemo molto per l'orgoglio. Paolo si è arrabbiato molto in questi ultimi anni. Si è arrabbiato un po' con tutti a proposito e a sproposito, credendo di essere dimenticato, e invece oggi Afra, questa rappresentazione e questa partecipazione lo rincuora e lo ristora di tutte quelle occasioni in cui si è sentito trascurato. Non l'abbiamo mai trascurato e non lo trascureremo mai. Lui adesso batte alla porta di San Pietro per andare nel nostro paradiso di Cantore Don Giuseppe. È un paradiso bellissimo e fa parte altrettanto
del grande paradiso di nostro Signore Gesù Cristo. Cosa porta? Porta tanti doni. Cosa si aspetta? Io credo che Paolo non si aspetti niente, solo che quella porta si apra e di trovare quella serenità che in questi ultimi anni gli è mancata. Una serenità che ha condiviso col mondo alpino e che continueremo a condividere grazie a quei 6 anni che ha fatto come presidente della nostra sezione, grazie a quei 20 anni quasi che ha fatto come capogruppo a Pieve di Soligo. Raccontare tutto quello che è stato è troppo lungo ed è troppo difficile. Resti in noi il ricordo grato per una persona che con onestà e con sincerità e anche con tanto orgoglio ha portato il cappello onorandolo in ogni momento della sua vita.